Tra i vari problemi del territorio c'è anche quello relativo, per esempio, alle persone che non vanno a ritirare i passaporti, nonostante i lavori delle questure. In questo senso facciamo riferimento a Pordenone, dove è collegata con noi la collega Tania Pellegrini con il suo ospite. Grazie Alessio della linea, siamo con Raffaele Padrone, dirigente sindacale della FSP Polizia di Stato. Grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a voi, grazie ai telespettatori. Parliamo un po' delle attività sindacali di questo 2023, visto che ormai siamo a fine anno. Come è andato? Ma è un anno come gli ultimi 10 anni, Tania, ovvero noi siamo abituati a protestare sulle cose reali e dobbiamo dire che come in tutta Italia, dove c'è una grande crisi, uomini e donne della Polizia di Stato, ma mi permetto di dire e sottolineare in tutto il comparto sicurezza, quindi dall'Arma dei Carabinieri, dalla Polizia Penitenziaria, anche in alcuni comuni dalla Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, nella strumentazione di quest'ultimi, nelle strumentazioni, forse meno all'avanguardia di qualche anno fa delle attività investigative per mancanza di fondi ovviamente. Certo. E quindi è stata anche, e questo è stato chiaramente la protesta che io porto avanti da anni, che è la mancanza di personale. Mancanza di personale, ripeto, circa 34.000 uomini in meno in tutto il territorio nazionale e ovviamente questo viene risentito anche in Friuli Venezia Giulia. Le questure del Friuli Venezia Giulia certamente non godono di un numero No, certo. importante e soprattutto un numero uguale a quello che sono poi le attività esterne, le attività investigative, ma A così da... proposito di questo, appunto, oggi in conferenza stampa il Questore ha annunciato alcuni nuovi arrivi proprio a Pordenone, però ovviamente non per diciamo, chiudere il gap tra quelli che vanno in pensione e quelli che appunto arrivano. Questo può dare un po' di aria fresca, secondo lei, al personale che già c'è? Ma assolutamente no perché abbiamo 10 nuovi arrivi, 6 sono arrivati in questi ultimi giorni, 4 arriveranno subito dopo le feste, quindi parliamo di 6 nuove agenti in prova che rimarranno chiaramente dalla questione di Pordenone e incominceranno le loro attività diciamo del territorio e quindi la loro attività di polizia. Sono agenti in prova, non potranno fare tutte le attività che fanno altre persone, ma comunque sono persone che hanno fatto un corso, voglio dire, ma le altre 4 arriveranno, ripeto, subito dopo le feste. Cosa sono 10 persone? Purtroppo in una questura dove quest'anno 25, 24, 25 persone sono andate via, dove nel 2022 sono andate via 34 persone, tanti hanno anche ritirato fortunatamente la domanda di andare perché noi abbiamo quelle di vecchiaia e quindi quelle le dobbiamo Ecco, sono obbligatorie, gettare, diciamo. sono obbligatorie, al 60° anno di età in polizia, nelle forze dell'ordine si va in pensione. Quindi cosa dico? Dico che anche il Dipartimento, ma che il Dipartimento trova soldi dal MEF, se impiega 2000 uomini, anzi quest'anno pare che voglia iniziare un'attività di arruolamento superiore, questo non compenserà sicuramente il 50% delle persone che, quindi una mancanza di turnover del 50% delle persone che vanno via, perché noi dobbiamo pensare che ogni anno solo nella Polizia di Stato, ripeto, ci sono 5.000 persone che lasciano il servizio per raggiunti limiti di età. Assumerne 2.500 sarebbe già qualcosa, ma capite che parliamo di 2.500 eventualmente o di 3.000 in meno da qua a 10 anni, 15 anni, abbiamo un gap che è veramente una cosa molto, molto importante. Ecco, e invece parlando di uno dei servizi offerti dalla Questura, e quindi l'erogazione di passaporti, si è parlato di un aumento notevole di richieste, però negli ultimi mesi le persone non vanno a ritirare questi passaporti, quindi che appello possiamo fare alla cittadinanza che ha fatto la richiesta?
Beh, questo diciamo non ci fa molta eh, luce. Volevo dire un'altra cosa, ma volevo dire un po' di vergogna qualcuno dovrebbe averla. Io se fossi nel ministero incomincerei a fare pagare una cauzione di ritiro e quindi sapere che 600 persone hanno chiesto il passaporto e non l'hanno ritirato dà un po' fastidio quando c'è gente che purtroppo con questa quantità di gente che chiede il passaporto, oggi se uno stasera, domani mattina si mette sul sito e fa una prenotazione, siamo già a ottobre 2024 ottobre. Sapere che comunque 600 persone hanno intasato la possibilità, quindi non hanno dato la possibilità ad altri di averlo in tempo o quando gli serviva, dà un po' fastidio, anche perché Tania vede, sono stati impiegati dal signor Questore, sono stati impiegati uomini anche in attività extra lavorativa e in periodi tipo o giornate come la domenica. Significa che non si ha rispetto per chi lavora. Grazie allora a Raffaele Padrone per essere stato in nostra compagnia, ne approfitto per fare tanti auguri di buon anno nuovo. Anch'io approfitto della Prego. vostra TV per fare chiaramente gli auguri per il prossimo 2024. Grazie a Raffaele Padrone, ripasso la linea ad Alessio Conforti negli studi di Portogruaro.